Da Padova si sono fatti onore atleti che hanno praticato lo sport da combattimento e non sono mancati gli sportivi che si sono distinti per essere divenuti cinture nere. La loro presenza si è formata con la dovuta passione nella più antica palestra della città, che si trova in via San Francesco e dove ha sede lo sport club Opide. Prima si chiamava Samurai e poi Budokai. La palestra è stata fondata dal maestro Giorgio Crema. Io sono il maestro Crema, 7° dan di judo, opero ormai da tantissimi anni nella palestra, in questo momento Opide, ovviamente è passata attraverso gli anni con i vari nomi. Ho iniziato circa nel 60 con il maestro Berti. La palestra Opide è sicuramente uno dei pochi dojo rimasti a Padova. In essa si praticano varie discipline orientali, dalle più antiche, quali lo Iaido e l'Aikido, alle più moderne, come il judo e il karate. Inoltre si fanno allenamenti anche di Aikijitsu, tecniche di benessere tipo Do-in, massaggio orientale, difesa personale, ginnastica dolce e di mantenimento. Anche questa disciplina sportiva è seguita dalla Regione del Veneto nel contesto delle iniziative di sostegno per ristrutturare e migliorare impianti e strutture. Sabato e domenica a Ravenna ci sono stati i campionati assoluti, la massima espressione del judo italiano, dove ci sono i professionisti, dalle forze militari, carabinieri, polizia, insomma tutti coloro che fanno dello sport una professione. E per noi già una qualificazione è difficile, pensate poi arrivare in finale con una medaglia d'argento, a parte del mio compagno di avventure nell'insegnamento del judo, Leo Alessio. Poi abbiamo avuto 2 quinti posti di 2 ragazze dove hanno acquisito il 3° dan, e addirittura il settore dei non vedenti abbiamo avuto una medaglia di bronzo ai campionati del mondo. Cosa dire, è un orgoglio, forse mi hanno abituato troppo bene, perché ogni sabato, ogni domenica in giro per l'Italia e in giro per l'Europa riusciamo a portare sempre a casa piccole medaglie, ma grandi per noi, perché attualmente diventa sempre più difficile per i giovani avvicinarsi non solo allo sport, ma poi quello agonistico. Durante la mia carriera il comune mi ha chiesto di operare, probabilmente è stato l'ANFAS a chiedere un insegnante per provare, e hanno chiesto a me di provare a insegnare a un gruppo di bambini con handicap, e io mi sono prestato, e questo l'ho fatto per 2 anni presso il palazzetto dello sport di Arcella. Ovviamente, visto e considerato che non c'era una scuola da poter insegnare, da poter imparare, ho dovuto inventare, ho dovuto studiare, ho dovuto provare tecniche, movimenti particolari, adatti alle varie situazioni e al loro fisico, e non è stato facile.